Buonasera ai telespettatori di Telechiara e ai radioascoltatori di Blu Radio Veneto. Ci siamo lasciati la settimana scorsa a Vicenza per parlare delle tante iniziative che un quartiere riesce a mettere in moto contro il degrado delle nostre città. Un degrado purtroppo diffuso, lo abbiamo raccontato anche insieme a voi telespettatori. Ebbene, fatti nostri la piazza, come vi avevo annunciato salutandoci la settimana scorsa, questa sera è a Padova, a Palazzo Moroni. Siamo in una sala del municipio di Padova per parlare di commercio, di centri commerciali in maniera particolare, di come il modo di fare la spesa sta condizionando in qualche maniera anche le nostre vite, la vita della famiglia e come sta cambiando anche il territorio. La domanda un po' provocatoria di questa sera, e la regia ce la farà vedere tra un attimo, ecco, è questa: più o meno centri commerciali? Potete rispondere anche voi da casa, perché la piazza è simbolicamente aperta a tutte le vostre case. Lo potete fare telefonicamente se volete intervenire al numero 340 94 34 84 3. Lo ripeto per chi ci segue alla radio: 340 94 34 84 3, oppure con il classico SMS 392 666 0099. Lo ripeto ancora per chi ci segue alla radio: 392 666 0099. Come sempre non sono solo, al di là della nostra piazza fatta di ospiti, di pubblico, eccetera, c'è con me questa sera Micaela Faggiani. Ciao Ciao. Alberto, buonasera ai nostri telespettatori e radioascoltatori di Blu Radio Veneto. Come hai detto tu, più o meno centri commerciali. Parleremo quindi di come cambiano anche i nostri territori in base appunto all'apertura di nuovi centri commerciali. Parleremo di un caso emblematico tra pochissimo, cioè quello di Veneto City. Parleremo poi di aperture domenicali dei centri commerciali, perché c'è stata una legge nazionale, tra l'altro una legge regionale, che ha modificato anche appunto il numero di domeniche in cui i centri commerciali e comunque anche i piccoli esercenti possono tenere aperto la domenica. Di questo parleremo insieme ai nostri ospiti. Vuoi che li presentiamo, Sì, Alberto? allora li presentiamo. Ospiti e pubblico naturalmente sono le persone più interessate direttamente a questi temi, vale a dire rappresentanti delle amministrazioni locali e poi sindacato, osservatori in qualche modo, e soprattutto chi ha a che fare con questo mondo, vale a dire commercianti, piccoli o grandi che siano. Allora, comincio a presentare intanto i nostri ospiti un po' per così dire istituzionali, se vogliamo, a cominciare da Maria Maddalena Gottardo, che è sindaco di Dolo. Micaela ha già accennato a Veneto City. Dolo è uno dei comuni interessati da questo grande progetto di cui parleremo fra un attimo e che prendiamo un po' come emblematico del tema che stiamo trattando questa sera. Abbiamo poi Marco Bodon, che è segretario generale della Fisascat. Mi hanno corretto, mi dicono che si dice Fisascat. Esatto, Fisascat. Fisascat. Esatto, la Esatto. correzione, bene, allora facciamo la correzione in diretta. Fisascat CISL, vale a dire chi rappresenta il mondo del lavoro in questo settore del commercio, e poi Massimiliano Alfarè, che è Center Buonasera. Manager del centro commerciale Liberentelle di Padova. È una realtà padovana, ma non solo, perché diciamo, ha presenze un po', ma poi lo diremo, ecco. Soprattutto da ambienti Certo, internazionali. e poi lo diremo. Abbiamo poi Paolo Zabeo della CGA di Mestre, Buonasera. che ci darà anche così qualche dato, ma diciamo il centro studi della CGA di Mestre si occupa di tante cose, non soltanto di artigianato, ma di un po' di tutto l'andamento dell'economia. E poi Ivo Rossi, vice sindaco del comune di Padova, che ci ospita questa sera. Grazie a lei, stendiamo naturalmente il ringraziamento anche al comune attraverso di lei. Micaela, a te.
Sì, qua di fianco a me, appunto nella piazza, nel vero senso della parola, anche se siamo all'interno della Sala Paladin del Comune di Padova, Fernando Zilio, presidente dell'Ascom di Padova, sentiremo qual è la sua posizione in merito appunto alle questioni calde che abbiamo aperto questa sera, e poi Mario Vescovi, assessore al commercio dell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, nonché commerciante, mi dicono. Quindi direttamente interessato a Veneto City, ma non solo. Ci stanno per raggiungere chi sta parcheggiando, chi arriva con un attimo di ritardo, anche Don Marco Cagol, che è il vicario pastorale del lavoro della diocesi di Padova, e Roberto Nardo, presidente della Diconsum di Padova. Sentiremo anche da loro quali sono appunto le abitudini dei consumatori e come le domeniche possono essere vissute anche con i centri commerciali. Questo Alberto. Ecco, allora, tanto per chiudere così questa presentazione, vi ricordo ancora gli SMS se volete scriverci e dire il vostro parere su questo tema, più o meno centri commerciali, 392 666 0099, e vi ricordo anche che avete la possibilità, tra l'altro attraverso il nostro sito internet, Facebook, eccetera, ormai siamo presenti un po' su tutti, di suggerire anche voi i vostri temi e le piazze dove vorreste che fossimo presenti, compatibilmente con le nostre possibilità, naturalmente. Allora, dicevo che l'idea era così, di cominciare da questo grande progetto di cui si parla da tanti anni, che fa discutere, ha fatto discutere, ha mobilitato anche in maniera particolare i piccoli commercianti, non tutti sono d'accordo, si chiama Veneto City, non tutti lo conoscono. Micaela, ce lo presenti, che cos'è? Sì, solo due parole per dire che Veneto City è un mega centro polifunzionale, una super cittadella dell'innovazione, un polo del terziario e della ricerca, una vetrina e un core business. Questo, diciamo, è la definizione corretta. Una superficie, prenderà una superficie di 718.000 metri quadri, di cui 500.000 metri quadri edificabili. Il costo, l'investimento si aggira attorno a 2 miliardi di euro, si prevedono circa 1000 negozi, ma non solo, una torre per esempio di 90 metri di altezza e edifici di 4 o 5 piani. La superficie, per dare un esempio, sono pari a 105 campi da calcio, quindi veramente una grande struttura che ovviamente ha fatto discutere tutto il mondo, dal mondo delle amministrazioni, dal mondo delle istituzioni al mondo del commercio, naturalmente, perché una mega struttura così non esiste. Tra l'altro viene creata in quella che è definita il Patreve, cioè Padova, Venezia e Treviso, accanto alla tangenziale di Mestre. Insomma, decisamente una novità per il Veneto, ma non solo. Certo, ecco, vi dirò subito che noi non ci vogliamo soffermare in maniera particolare su questo, lo prendiamo un po' come caso emblematico, perché a questo Fatti Nostri dedicherà un'inchiesta. Voi sapete che facciamo Fatti Nostri la piazza, Fatti Nostri l'inchiesta approfondita, per cercare di capire di che cosa si tratta. Nelle prossime settimane ve lo racconteremo in maniera molto specifica, però insomma questo è un po' il punto di partenza, e vorrei chiedere subito al sindaco di Dolo, Maria Maddalena Gottardo, il fatto di trovarsi anche al centro di tante polemiche, che cosa così, che sentimenti, intanto come amministratore che si è trovato ad ereditare un progetto che nasce da tanto tempo fa. Ecco, allora diciamo bene cosa non è intanto Veneto City, perché Veneto City non è un centro commerciale, quindi sfattiamo subito una leggenda. E come diceva giustamente la giornalista, si tratta di un polo di terziario avanzato. E i numeri sono abbastanza corretti, e siamo in una zona, in un'area di circa 718 metri quadri, di cui edificabili 500.000. E questa è una sfida che questa amministrazione, insediata da 1 anno e mezzo, ha raccolto e ha voluto vivere non come un dramma, come il mostro che arrivava, ma come un'opportunità che andava colta. E quindi noi ci siamo proposti da subito di governare immediatamente la questione Veneto City sotto 2 punti di vista. Il punto di vista giuridico, tenuta giuridica dell'atto. Qua ricordo che si tratta di un'opera di carattere sovracomunale, quindi di interesse regionale, che viene regolamentata attraverso la famosa legge 35, articolo 32, quindi sono coinvolti i 2 comuni, la provincia e la regione.
Senta, E diciamo poi, subito che cosa ne guadagna il territorio da un progetto di e questo questo è tipo? stato il grande lavoro che abbiamo fatto quest'anno. Cioè abbiamo voluto riempire di significato quello che viene definito il cosiddetto beneficio pubblico, cioè una città di fatto che si innesta in un paese, cosa porta di vantaggio al paese e come fare, cioè come può fare l'amministrazione per non far morire il centro storico, anzi come far elevare urbanisticamente e dal punto di vista proprio della vivibilità il centro storico con gli investimenti. Quindi noi abbiamo voluto che in questo periodo, in quest'anno, abbiamo valutato tutti insieme, tutta l'amministrazione e anche degli esperti che abbiamo coinvolto, avvocati, anche periti di estimo e quant'altro, esperti di estimo, abbiamo voluto capire quali erano i vantaggi che portava a casa il Comune. E allora i vantaggi sono innanzitutto una riqualificazione di un'area che, come si diceva giustamente, si trova tra l'autostrada e la ferrovia, quindi non stiamo parlando di un territorio di pregio, innanzitutto. Poi stiamo parlando di un territorio che già dal 97 è stato destinato come tutto edificabile, quindi c'è un vecchio piano regolatore del 97, ripeto, che prevede che sia tutto edificato, e tutto edificato con percentuali complete, 100% di commerciale o di artigianale o di industriale. Quindi noi di fatto abbiamo ereditato una situazione già molto compromessa, dovevamo governarla. Ecco, senta, poi magari sentiremo vari pareri su questo, ma una domanda mi viene subito da farla. Sono praticamente 50 ettari di territorio che viene Sì. in qualche maniera cementificato, non sarà soltanto cemento, ma comunque che viene diciamo, tolto al territorio. Ecco, questo non pone, non vi ha posto qualche problema? Ma Perché guardi, le questa credo... ripeto che io non ho tolto nulla al territorio perché era tutto edificabile dal 97, quindi non potevo tornare indietro da questa situazione. È questo che non passa e non vuole passare volutamente, a volte perché è stata strumentalizzata molto questa cosa. Io non posso farci un bosco, a meno che qualcuno non mi dia dagli 80 ai 100 milioni di euro, e quindi posso cominciare a piantumare. Ma là incide un interesse privato a costruire capannoni in questo momento, logistica, al 100%. A proposito di euro, nelle casse dei comuni, mi pare che siano 3 i comuni interessati, Due, Dolo Dolo e Pianiga. e Pianiga. Ecco, nelle casse dei comuni, Sì. che cosa avete calcolato che possa entrare? Beh, noi abbiamo in quest'anno appunto preparato e abbiamo raggiunto un accordo di programma, le dicevo che consentirà ai comuni di portare a casa prima di tutto, a mio parere, una cosa importantissima, cioè la messa in sicurezza idraulica del territorio, con un enorme investimento su tutto l'ambito intanto, e poi opere pubbliche tipo la stazione ferroviaria, viabilità, abbiamo piste ciclabili, tutto quello che ne consegue, insomma, per la messa a norma del territorio, e poi abbiamo anche gli introiti derivanti dalla costruzione e l'ICI che ne deriverà, insomma. Qualche conto Quindi, l'avete fatto? Così diamo una già, cifra? ci mancherebbe di questi tempi che un buon amministratore non facesse conti, no? Quindi saremo intorno Michaela a diceva ai 50 50 milioni di milioni di euro. euro più o meno di oneri e circa 3 milioni di ICI Avete già all'anno. idea come investirli? E guardi, ho tante cose da fare, tante, e Va soprattutto bene, di questi a tempi, questo sì, naturalmente si potrà sì, dedicare sì. eventualmente una puntata anche con una Sì, ma sa, controparte molto agguerrita, questo, perché sappiamo che c'è anche una sì, controparte agguerrita, però sì. nella controparte, e allora prima di passare al pubblico, Michaela, concedimi ancora Certo. così facciamo pandan, abbiamo il vice sindaco di Padova. Padova si è pronunciata contro questo progetto. Ivo Rossi, perché? Perché ha detto bene il sindaco di Dolo, sono operazioni decisamente sovracomunali che hanno un impatto importante sul territorio, ma ce l'hanno anche dal punto di vista economico. Ha delineato anche il vantaggio per il comune di Dolo. Ebbene, se noi ragionassimo tutti in questo modo, guardate, centri commerciali ne facciamo dovunque. E tanto per dire, siccome queste cose non producono mai effetti zero, producono effetti importanti sul tessuto commerciale delle nostre città. Allora la preoccupazione che noi abbiamo sempre manifestato ed è il motivo per cui non condividiamo la scelta, poi magari ci ragioniamo come le proprietà delle aree abbiano determinato la scelta che si va a determinare.
Non condividiamo questa proliferazione di centri commerciali, tanto è vero che la città di Padova, guardate che è indubbiamente un bacino importante, straordinario, che avrebbe la possibilità di realizzare un grande centro, un'altra grande superficie di vendita all'interno della città, ha deciso di non utilizzarla. E guardate che significa rinunciare esattamente a ciò che ha detto il sindaco di Dolo, rinunciare a un'entrata, ma che però produce come effetti che possiamo fare opere pubbliche, ma il giorno dopo abbiamo fatto chiudere tutti i negozi del centro storico. Allora, e non solo del centro storico. Il tema, secondo me, su queste vicende è quello dell'equilibrio e della saggezza che devono avere gli amministratori, perché mi trovo anche nella condizione di essere assessore all'urbanistica. Agire con come dire, leggerezza potrebbe produrre un vantaggio enorme per taluni e svantaggi giganteschi per una comunità molto più vasta. Allora dobbiamo sempre agire con grande attenzione, capire quali sono gli effetti. Dal punto di vista, guardate, commerciale, perché poi questo è il grande tema, sono nati outlet in questa nostra regione, con concessioni della regione, perché poi questo è quanto sta accadendo. Dal punto di vista commerciale, noi abbiamo l'interesse, lo dico dal punto di vista anche della coesione sociale, di avere un tessuto ramificato non soltanto nel centro storico ma anche nei quartieri, perché un quartiere che ha ancora un tessuto che indubbiamente dovrà cambiare anche la sua organizzazione, modo di approvvigionarsi, ma è un vantaggio perché fa vivere quel quartiere, lo tiene acceso, è un presidio, oserei dire, anche per la sicurezza. Diversamente svuotiamo le città. Sì, Allora da questo punto di vista io non condivido, è una scelta che ha fatto la regione, il sindaco dice bene se l'è trovato, potevano fare capannoni, come dire, perché era destinazione, se non vado errato, artigianale. È del tutto evidente che col cambio di destinazione, guardi, me lo chiedono tutti i santi giorni, e le garantisco che vengono tutti i più grandi gruppi, perché è molto più interessante la città di Padova, la zona di Padova Est, e tutti mi chiedono una sola cosa, chiedono a me perché sono in questo momento l'assessore all'urbanistica, ma anche al sindaco, ci chiedono di portare il commerciale. Però la preoccupazione che ho, quali sono gli effetti che determino su tutto il resto del tessuto? E non soltanto quello del luogo in cui lo colloco, ma il tessuto di un'area molto più vasta. Allora, io penso che, guardate, siamo tutti tirati per la giacca da chi vuole realizzare gli interventi e fare i propri legittimi interessi. Io su questo non discuto. La fermo perché sicuramente abbiamo l'opportunità però contemporaneamente, insomma, io credo che dobbiamo ragionare come abbiamo fatto anche qua a Padova, e purtroppo poi noi non facciamo l'operazione, ce la fanno i comuni della cintura. Anche questa è un modo che non funziona con le autorizzazioni che si regionali. capisce, ecco, perché no, c'è anche un po' di astio, naturalmente, di un comune come allora Padova, siamo anche nei tutti confronti furbi, di lo facciamo un'iniziativa anche di questo noi e tipo. abbiamo risolto i nostri problemi. Certo, No? allora Sì, Alberto, sentiamo la piazza, che è una piazza esattamente. assolutamente qualificata, una piazza per modo di Assolutamente dire, ma però insomma la piazza è fatta anche di questo, anche di voci assolutamente autorevoli, oltre che di persone a cui queste voci autorevoli dovrebbero dare risposte importanti per la loro vita, la loro Sì, intanto quotidianità. Alberto Vai. devo dire che è arrivato Roberto Nardo, presidente della Di Consuma di Padova. Intanto Roberto, grazie di essere qui con noi. Poi sentiremo anche Massimiliano Alfarè, visto che abbiamo parlato di centri commerciali attigui alla città, e le Brentelle proprio fanno parte appunto di un altro comune, che è quello di Rubano, se non sbaglio, che è proprio attaccato a Padova. Abbiamo sentito l'assessore Ivo Rossi, nonché vice sindaco, assessore urbanistica, che ha parlato di commercianti che soffrirebbero, non so che verbo usare, di fronte appunto a queste grandi strutture che, ribadiamo, non è in questo caso Veneto City un mega centro commerciale, ma è altro. Però effettivamente ce ne sono sempre di più nei nostri territori e si permette anche la costruzione di questi mega centri commerciali. I commercianti come vedono Veneto City, ma come vedono anche questo aumento dei centri commerciali? Grazie, buonasera. Non è vero che questo non è un centro commerciale, sarà solo un centro commerciale, perché c'è una crisi talmente forte in questo momento che sfido chiunque in questa situazione a costruire cattedrali nel deserto, quindi grandi palazzi che poi con difficoltà andrà a occupare.
Quindi la prima cosa che viene in mente a chi costruisce oggi è innanzitutto fare il centro commerciale, poi ne abbiamo un esempio proprio qui a Padova, al Ponte Vico d'Arzara, c'è l'idea di costruire un centro commerciale, c'è un supermercato, legittimo, poi là non abbiamo assolutamente contestato nulla perché è un trasferimento di licenza, e dietro un grattacielo di 10-12 piani. Beh, il centro commerciale è stato costruito immediatamente, il grattacielo ne parleremo appena si apriranno un po' i mercati, quindi questa è la logica. Veneto City ha questa logica. Prima un bellissimo centro commerciale, poi vedremo cosa andremo a fare. Quindi noi nel 2005 abbiamo posto il problema con un convegno molto importante e fatto allo Sheraton, abbiamo invitato anche Cacciari all'epoca e abbiamo capito che non si riusciva bene a capire che opera era, perché nessuno aveva ben chiaro. Lo capiamo chiaramente che sarà comunque un centro commerciale. Di centri commerciali non ne abbiamo bisogno, sindaco, non ne abbiamo più bisogno, perché è un dovere degli amministratori, un dovere, prima ancora di 50 milioni di euro, pensare che ci sono centinaia di botteghe, di attività commerciali che vanno da Padova a Marghera Mestre, che sono anni e anni che pagano i contributi comunali, che danno vita e luce alle botteghe e alle strade dei vostri paesi, e voi per 50 milioni di euro li state distruggendo tutti, quindi l'avrete questo nella coscienza, insomma in senso buono, nei prossimi anni. Perché non possiamo pensare di eliminare il commercio tradizionale costruendo in virtù dei 50, di 10, di 15, di 3 milioni di euro centri commerciali in ogni dove, perché abbiamo l'idea di farne uno a Limena, uno a Due Carrare, uno a Risignano e via di questo passo. Io lo devo dire pubblicamente davanti alle telecamere che il sindaco Zanonato si è presentato in campagna elettorale dicendo stop ai centri commerciali all'interno del mio territorio e lo ha mantenuto, ha molte pressioni, pensiamo allo stadio piuttosto che all'ex macello, e sta tenendo barra dritta. Quindi io penso che dobbiamo difendere non solo le piccole botteghe, ma anche, soprattutto, i centri commerciali che abbiamo, perché altrimenti rischieremo, con questa inflazione di centri commerciali che non ne abbiamo più bisogno, di far perdere posti di lavoro e soprattutto far perdere la possibilità di affermarsi a quello che già esiste. Tengo a precisare che ogni posto di lavoro che viene occupato in un nuovo centro commerciale, 4 dipendenti perdono il lavoro da un'altra parte. Quindi voi sindaci avete una grande responsabilità. Poi insomma i grandi paroloni che si usano tra le righe, piani, contropiani, sono tutte cose che voi avete gli strumenti, se volete, per fermare e modificare. Non si fanno in virtù di 50 milioni di euro, perché il sindaco di Limena, la prima cosa che ci ha detto, quando siamo andati a discutere insieme perché non si facesse quel centro commerciale che lui ha intenzione di fare, che serve per fare la palestra, per ristrutturare la scuola, per fare i marciapiedi. Troviamo altre formule perché nel frattempo muoiono i centri storici, perdiamo le attività che ci sono all'interno, ma gente che ha contribuito a far crescere il paese. Poi arrivano quelli che vengono da fuori, le nuove grandi strutture di vendita, non le nostre grandi, noi vogliamo le nostre, che sono cresciute nel nostro territorio, che hanno dato benessere al nostro territorio, ma sono imprenditori che hanno fatto un percorso nel nostro territorio. Adesso arrivano questi che vanno in questi insediamenti, pensiamo all'outlet di Noventa, piuttosto che a questa nuova struttura, e andranno a distruggere non solo, ripeto, la piccola bottega, ma anche la nostra media e grande distribuzione, che è quella indigena che noi vogliamo difendere. Allora, riprendiamo questo discorso sicuramente dopo. Io volevo passare la parola, anche se abbiamo poco tempo prima della pubblicità, all'assessore Mario Vescovi, assessore commercio dell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, che è anche un commerciante. Quindi, in doppia veste in questo caso, come si trova? Io mi trovo, intanto volevo fare una precisazione nei confronti del vice sindaco Rossi.
il quale forse non ha compreso che l'area di cui stiamo parlando era prevista non solo artigianale ma anche al 100% commerciale. Quindi lei, che è anche assessore urbanistica, deve sapere che non è che possiamo modificare, se c'è un'area commerciale al 100% non possiamo impedire che questo avvenga. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbassato questa percentuale dal 100% al 14% massimo, quindi una percentuale può andare dallo 0 al 14% massimo. Quindi il nostro sindaco si è operato nella maniera assolutamente nella direzione che stiamo parlando adesso, per cercare di rendere meno possibile le superfici commerciali della grande distribuzione sul nostro territorio. Premetto anche che ad Olo non esiste nemmeno la grande distribuzione, non esiste. Quindi fino adesso noi, come Riviera del Brenta, parlo come Riviera del Brenta, abbiamo sempre subito le scelte urbanistiche di Padova e di Venezia e non ci siamo mai permessi di dire nulla. Questo mi sembra assurdo che adesso, proprio voi padovani che avete sempre realizzato la grande distribuzione, mi riferisco al PT1, PT2, PT3 e potrei fare altri esempi, avete tranquillamente fatto quello che volevate e nessuno mai si è permesso di dire nulla. Io poi da commerciante le posso garantire che la piccola distribuzione deve essere difesa in primis, deve essere difesa. Purtroppo qui in questa situazione ci troviamo con delle scelte urbanistiche che hanno fatto le amministrazioni prima della nostra, stiamo cercando di governarle per ridurre il più possibile il commercio sulla grande distribuzione, quindi io penso che la nostra disponibilità sia stata massima. La interrompo solo un attimo perché riprendiamo la questione tra pochissimo dopo un breve spazio pubblicitario. Rieccoci di nuovo assieme, siamo dalla Sala Paladin del Comune di Padova, più o meno centri commerciali, questo è il titolo di Fatti Nostri La Piazza. Abbiamo iniziato parlando del caso emblematico di Veneto City, stavamo ancora discutendo, anzi io ho tolto la parola all'assessore Mario Vescovi, che è anche commerciante, appunto le chiedevo questa doppia veste, se a volte le sta strette, soprattutto in questo caso di Veneto City, da che parte si posiziona? Sicuramente non è facile prendere una posizione concreta. Purtroppo come amministratori dobbiamo prima di tutto cercare di amministrare bene il nostro comune, quindi questo è il compito primario. In questo caso mi riferisco anche ai 50 milioni di euro che avete stimato prima di opere di urbanizzazione, non sono soldi che il comune incassa e basta, sono opere che ricadono sul territorio, opere e poi altre forme di indirizzo economico che avranno nei confronti del sociale, di asili, di scuole e quant'altro, che in questi momenti di crisi i soldi non vengono inutilizzati, vengono utilizzati per i fini migliori che un'amministrazione può fare. Quindi penso ecco, ma i commercianti locali come hanno preso questo progetto? C'è molta paura e lo dico onestamente. Purtroppo perché? Perché stanno uscendo dei numeri che non sono i numeri reali. Questa struttura che in realtà comporta un'edificabilità che è stata governata portando alle cifre che ho detto prima, quindi a una percentuale molto bassa rispetto a quello che potenzialmente poteva prevedere il piano regolatore approvato dalla precedente giunta, prevede oltretutto una suddivisione in più stralci, quindi non è una cosa che verrà realizzata in un anno, ma ci vorranno almeno 10-15 anni per poter realizzare questo complesso che prevalentemente ha indirizzo terziario avanzato, quindi c'era anche una percentuale di commercio sicuramente, questo non lo metto in dubbio. Con la nostra idea di riqualificare il centro storico, quindi una parte di questi soldi reinvestirli sul centro storico del paese e le frazioni, noi vogliamo dare modo al nostro centro storico di rivivere e quindi renderlo ancora più fruibile e per questo tra l'altro è una zona molto turistica la nostra. Abbiamo parecchi turisti, quindi abbiamo bisogno anche di tenere i negozi del centro storico aperti e quindi stiamo valorizzando anche diciamo il piccolo. Che si potranno fare entrambe le cose. Certo, vogliamo valorizzare assolutamente il piccolo commercio, che è quello che ci ha sempre dato modo di vivere, lavorare serenamente e anche portarci a una vita sociale del centro del paese, insomma. Ecco, io da Veneto City. Sì. Interrompo perché abbiamo alcuni SMS che
per un problema tecnico, vorrei assicurare i telespettatori, non sono andati subito, magari li leggo così rapidamente. Intanto salutiamo chi ci sta seguendo in streaming. E un telespettatore dice: basta centri commerciali, ne abbiamo a sufficienza, basta consumare territorio e creare cattedrali, ed è un tema di cui avevamo accennato poco fa. APS Mobilità Vergogna: hanno aumentato i biglietti del tram e 17 dirigenti della stessa azienda si sono spartiti un premio di 60.000 euro. Questo lo chiederemo all'assessore Ivo Rossi. Ecco, questo magari lo chiediamo al vice sindaco. Alberto, però ti dico anche che c'è una telefonata in linea. C'è una telefonata. Allora, rapidamente, c'è un telespettatore che fa notare che ci saranno 7.000 posti di lavoro in più con Veneto City, e poi un altro telespettatore che diceva, ma è un appunto che è già stato rilevato, nei confronti di Padova: ce l'avete con Veneto City, ma avete già fatto l'IKEA, avete già fatto quello che avete voluto con questi... Ecco, cioè, sentiamo questa telefonata. Sì, sentiamo allora. la telefonata intanto. Pronto? Vediamo se la regia ci può aiutare, ci fa sentire anche la telefonata. Pronto, buonasera? Sì, pronto? Sono Mazzarello. Buonasera, ci ricorda come si chiama e da dove sta chiamando? Sto chiamando da Vigo d'Arzere. Da Vigo d'Arzere, l'abbiamo citato prima proprio. Volevo capire se la ex Saint è un... Sì. Prego, è prego. un'opera permessa dal sindaco di Padova o da chi? Non ho sentito, non so se qualcuno mi può aiutare. L'ex Dove Saint? sta nascendo questo centro commerciale nuovo? Se verrà costruito un centro commerciale nuovo, vuole sapere, nell'ex Saint. Non è un centro commerciale nuovo, è il trasferimento di una licenza fino al massimo 2.500 metri quadrati, previsto dalla legge regionale. Non sono insediamenti nuovi. Ecco, vediamo come i cittadini, intanto ringraziamo il nostro telespettatore per aver chiamato. Come Però, i cittadini scusate, se posso, perché sì. vedo anche, ho ascoltato anche l'intervento dell'assessore, io non ho voglia di mettermi a discutere, come dire, perché se ci mettiamo in competizione fra enti locali, guardate, non si va da nessuna parte. Qual è l'elemento che viene fuori da questo nostro avvio di discussione? È l'assenza di un'autorità regionale che organizzi e pianifichi il nostro territorio. O meglio, una pianificazione c'è stata e individuava anche una particolare tutela, un'organizzazione anche col cosiddetto bilanciere fra Padova e Venezia. Il problema è che in questo caso siamo al di fuori di criteri generali della pianificazione che sono stati adottati. Quindi io non do la colpa agli amministratori dei diversi comuni, in particolare del Comune del Dolo, perché capisco che se uno ha la preoccupazione di fare le opere pubbliche per i propri concittadini, è portato a mettere in moto tutti i meccanismi che gli diano il massimo del rendimento. Questo vale per tutti. Vale per tutte le amministrazioni. Allora, per evitare che ognuno, soprattutto in una situazione fiscale come la nostra, in cui ci troviamo praticamente con tutte le amministrazioni alla canna del gas, se tutti quanti si inventano il modo per fare i soldi il più veloce, vi garantisco è quello del commerciale, diventa un problema. È una giungla, diventa un problema. Allora, in questo senso io penso che sia necessario, sarebbe necessario che la Regione, ormai probabilmente i buoi sono scappati, ma indichi dei criteri. Abbiamo detto per tanti anni basta consumo del suolo in modo così dissennato. Il nostro Veneto è stato letteralmente trasformato, reso irriconoscibile rispetto alla forma. La Riviera del Brenta ne è un esempio. Tra l'altro dobbiamo dire per dovere di cronaca che avevamo invitato l'assessore Isi Coppola, però ci ha detto che non poteva venire perché c'è la questione dello Statuto Veneto, perché sarebbe stata... Paolo Zabeo. Stiamo sbagliando il tiro, perché non si tratta di un centro commerciale, questa è un'altra cosa. Questo praticamente è una città artificiale, perché si va a inserire in una campagna urbanizzata una vera e propria città, che avrà i centri commerciali, che avrà anche 7.000 persone in più. No, ne avrà 40.000, stimano 40.000 persone tra chi fruisce praticamente di questa struttura e chi vi ci lavora, 40.000 persone al giorno. Quindi un divertimentificio diventa sostanzialmente, perché ci sono attività ricettive, alberghi per il tempo libero, ci sarà la pubblica amministrazione, l'università, cioè si crea
una città artificiale, un'area praticamente di campagna, estremamente delicata tra l'altro, perché insomma c'è la Riviera del Brenta, le ville, il Graticolato romano, tanto per fare, insomma, e poi l'area del Milanese. Quindi 40.000 persone che sono la sommatoria, tanto in linea teorica, dei cittadini di Milano e di Dolo, si recheranno lì alle 8, dalle 9 del mattino, si accende, si apre questa città, alle 5 di sera si chiude. Cioè, questo è sostanzialmente questa grande operazione, che è un'operazione che chiaramente avrà dei riflessi negativi sul contesto, sul contorno, perché è chiaro che i piccoli rischieranno di morire se penso alle attività commerciali, ma non sono. Si sviliscono tutti quei centri storici, quell'attività, quella vivacità che quei luoghi hanno, perché è chiaro che la città si vive nel momento in cui la si fruisce. Non so, se tu sposti le persone da un posto all'altro, tra l'altro mantenendo la stessa, voglio dire, struttura viabilistica, è chiaro che avrai inquinamento, congestione e quant'altro. E non sta nascendo solamente a Dolo, Veneto City, perché c'è anche il quadrante di Tessera Marghera, a ridosso dell'area dell'aeroporto, c'è il Motor City a Verona, ci sono 6-7 mega grandi progetti in tutto il Veneto che in qualche modo andranno in maniera dirompente a rompere la sostenibilità urbanistica, economica e sociale del nostro territorio. Quindi il problema non è più o meno centri commerciali, il problema è trovare il giusto equilibrio tra centri commerciali e piccoli negozi, botteghe, diciamo così, di vicinato, quindi trovare un giusto equilibrio che purtroppo si è spezzato a favore della grande distribuzione, e questi progetti, queste strutture renderanno ancor più evidente questa frattura. Quindi è chiaro che qui manca un soggetto politico forte, che è la Regione Veneto, che in qualche modo deve progettare, che deve pianificare il territorio, perché se si lascia chiaramente alla necessità dei singoli, giustamente certo. Il sindaco si vede calare dall'alto un po' di progetto, ha anche delle difficoltà a gestirlo magari, ed è chiaro che a fronte anche, visto che pochi soldi hanno a disposizione, si trovano dei soldi freschi da incassare, è difficile dire di no. Esatto, quindi questo secondo me va in qualche modo gestito, è la politica che deve dare una risposta, non possiamo lasciare praticamente il compito al sindaco, che magari poi condivide solo una parte di quell'area perché poi la divide con altro, certo. La provincia è pressoché assente e quindi sostanzialmente non si riesce in qualche modo a gestire un progetto, una serie di progetti tra l'altro, che rischiano veramente di distruggere il territorio, perché sarà una colata di cemento infinita con interessi, investimenti e praticamente centri gravitazionali che si vanno a creare, che in qualche modo impoveriranno i centri storici, le città, creando disagio, degrado, che già per chi come Mestre, ad esempio, io lavoro a Mestre, ha nel centro storico di Mestre una situazione di impoverimento, perché è chiaro che tutte le aree contermini periferiche, dove c'è una fortissima concentrazione di aree commerciali, portano via la gente, e quindi ecco, prego, Fernando Zilio. Il principio è questo ispiratore del Veneto City, però attenzione, questo è stato pensato nel momento in cui non c'era ancora la crisi che stiamo vivendo oggi. Io sfido chiunque a dire che là a Veneto City si sposterà l'Università di Padova, il Vega, piuttosto che il Parco Scientifico di Padova o altre cose. Stiamo facendo politica e fantascienza. Là la prima cosa che si potrà fare, si farà. Catene commerciali sono pronti ad andare a investire, non è che tutti e quindi la prima stiamo dicendo la stessa cosa, sai che noi siamo sempre d'accordo, quindi volevo solo dire che attenzione per i 40.000, no? Perché l'unica cosa che vedo possibile purtroppo è il famoso centro commerciale, perché là molti hanno intenzione di investire proprio per la ragione che siamo all'interno di due importanti realtà, che Padova e Mestre Marghera, con tutta la Riviera del Brenta, e quindi qualcuno si inserisce in mezzo, quel posto è appetibile, e là la prima cosa che si vorrebbe fare sarebbe un centro commerciale. Per il resto attendiamo i 10, 15, quello che serve. Quindi è vero che sulla carta troviamo questo, ma voglio vedere chi si sposta da Padova per andare là, quindi parlo università piuttosto che altre strutture, Parco Scientifico o il Vega o altre cose. La vedo dura, insomma. Ecco, io volevo, c'è un'altra telefonata in linea, volevo intanto lasciare la parola a Massimiliano Alfarè, perché appunto
quando non è ovviamente delle dimensioni di Veneto City, le Brentelle, però quando c'era questo progetto, poi quando sono sorte le Brentelle, ovviamente c'è stato un movimento popolare anche in questo senso, poi anche per la questione viabilità, per la questione dei centri commerciali. Adesso se ne parla meno perché ormai è un dato di fatto, però effettivamente è stato così. Ricordiamo ai radioascoltatori, perché non hanno la possibilità di vedere i sottopancia, come li chiamiamo noi, Massimiliano Alfarè, Center Manager del centro commerciale Le Brentelle, prego. Allora, devo dire che nel 2002, quando appunto sono sorte questo tipo di critiche, non ero in azienda, io gestisco il centro commerciale solo dal 2007, però ne ho sentito parlare e si temeva che gli esercizi, i piccoli esercizi che vengono adesso nominati, andassero a soffrire appunto di questa grande apertura, di questa grande struttura, però non è stato così. Si temevano anche grandissimi problemi di viabilità, ma effettivamente con l'inserimento del sottopasso per la parte del traffico che proviene da Abano, io vedo che non si formano code, non ci sono intasamenti, quindi è stato considerato proprio quel concetto di equilibrio che il signor Rossi ha nominato prima, che effettivamente rimane molto molto importante anche nelle varie riflessioni che si stanno facendo adesso. Centri commerciali sì, no, grandi, piccoli, poi probabilmente fra poco si parlerà di domeniche aperte. Penso che da tenere in considerazione sia appunto il rapporto di equilibrio, e una cosa che non è stata nominata forse il punto di vista del consumatore, equilibrio tra richiesta e offerta. Infatti dopo Guardi, sentiamo... intanto vediamo le immagini, ecco, la regia ci ha fatto vedere della Piazza delle Sì, Erbe, se che posso, è proprio qui sotto, e che è una... Quella è l'immagine, è diretta ovviamente del Palazzo della Ragione, che Sulla nasce destra, nel lo vedete sulla 1200 e esattamente sotto nasce come grande organizzazione Mercato. commerciale dell'epoca, e continua ancora oggi a vivere, è un motore dell'economia, almeno commerciale, della nostra città. Ed è anche un elemento molto interessante, perché è un luogo anche di aggregazione, anche in un momento un po' difficile in cui si fa fatica Scusa, ad avere dei rapporti. c'è la Ci fate vedere l'immagine in un secondo di Piazza della Erba? Ecco. Si vedono i portici illuminati dalle botteghe. Qui, sì. Se voi per un attimo immaginate che quelle botteghe chiudano, pensate cosa ci sarà di quella piazza. Tutto buio. Speriamo di no. Nel frattempo abbiamo la telefonata in linea, Alberto. In effetti. Abbiamo la telefonata in linea. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera, io sono Anna, una cittadina di Dolo. Io vorrei... Pronto? Prego, prego, la stiamo sentendo. Niente, io vorrei sentire dalla voce di Maddalena Gottardo, che è il mio sindaco, che io anche ho votato e sono di questo molto orgogliosa, che spiegasse perché lei non sta parlando in questo momento, non ci ha chiarito bene cosa significa Veneto City. Io penso a mio figlio, io ho un ragazzo di 20 anni e penso agli amici di mio figlio. Dico, questo che non è un centro commerciale darà sicuramente lavoro ai nostri figli. Io voglio chiedere al mio sindaco, alla signora Gottardo, che ci spieghi, perché finora non ho sentito dalla sua voce quello che sarà questo progetto. Io credo molto in Veneto City. Allora, appunto, la telespettatrice ci parlava appunto di un futuro anche lavorativo che può dare Veneto City. Io penso ai nostri ragazzi, perché sono un signora. genitore. Grazie mille signora. Adesso sentiamo appunto il sindaco. Io infatti, signora Anna, me ne sto qui buona e sto ascoltando e emerge una cosa. Io, con tutto il rispetto che devo a questi signori, che forse ne sanno molto più di me, sono un neo sindaco insediato da 1 anno e mezzo, quindi ho ancora molto molto da imparare, però desumo da quello che ho sentito che nessuno di voi forse si è letto bene l'accordo di programma, e vi inviterei a leggerlo bene, perché l'accordo di programma è stato frutto di una contrattazione a livello comunale, provinciale e regionale, ripeto, con i proponenti, e abbiamo lavorato in maniera strenua proprio prima di tutto per difendere quella realtà che abbiamo noi, che è una realtà meravigliosa e sulla quale da 1 anno e mezzo stiamo investendo in maniera pesante, che è la realtà turistica della Riviera del Brenta. Noi stiamo proprio difendendo quel sito che parte dalla centralità del fiume, e siamo partiti con dei progetti, nonostante
insomma i problemi che hanno tutti i comuni, e stiamo realizzando delle attività a livello turistico come offerta proprio culturale importante, e anche vi invito insomma ogni fine settimana, anche l'ultimo passato a Dolo c'erano offerte di tipo culturale importantissime, ville aperte, avevamo un mercato particolare artigiano, avevamo una struttura sportiva aperta tutto il giorno che ha ospitato le famiglie, quindi noi stiamo lavorando pesantemente sul centro. L'accordo di programma che abbiamo fatto con la Regione e la Provincia, perché non c'è assenza di Regione e di Provincia, e anni fa io mi sono letta dei documenti, già il sindaco Zanonato e il sindaco Cacciari auspicavano che proprio in questo asse qualcosa si facesse, quindi non so come mai improvvisamente cambiamo idea, solo perché viene a Dolo, quindi i benefici arrivano al comune di Dolo. Io non faccio guerra a nessun comune e non sto facendo campanile, perché i benefici poi ricadranno sulla riviera tutta, anzi tutta la riviera deve trovarsi preparata ad un evento del genere, ad assorbire tutto ciò che accadrà. E allora io dico, nel momento in cui mi sono seduta ai tavoli con la Regione e con la Provincia, soprattutto la Regione per motivi ovvi, insomma è un'opera sovracomunale di carattere regionale regolata da una legge regionale, quindi la Regione era ai tavoli. Noi come comune, e mi sono messo il cappello dell'amministratore, ho pensato prima di tutto a quelle che erano le ricadute sul mio territorio, e mi spiego un po' meglio. Noi siamo partiti da questo concetto: essendo una nuova realtà che va ad innestarsi in un sito storico, turistico, culturale di pregio, cosa devo portare qui? Cioè cosa devo passare ai miei cittadini? Allora, prima di tutto ci siamo preoccupati di portare a casa una riqualificazione del centro storico. Infatti avremo un'ingente quantità di denaro da spendere in opere che andranno praticamente ad assolvere tutte quelle che sono le opere che da 2 anni vengono annullate sul piano triennale, perché appunto non vi sono denari da spendere. Quindi prima di tutto partiremo con la riqualificazione del centro storico, andando a recuperare le vecchie piazze. Chi conosce Dolo, insomma, abbiamo un foro boario che era disastrato, occupato dalla CTV, è già stato liberato, quindi partiremo da lì, partiremo dalla vecchia piazza del Grano, quindi andremo a recuperare tutti i siti storici e andremo a far rivivere il centro storico con una circuitazione virtuosa intorno a tutti i nostri negozi. Ai nostri commercianti stiamo lanciando una sfida forte. Devono riqualificarsi anche loro insieme a tutta la riqualificazione urbana del paese, perché sono stati già sistemati un paio di parcheggi, di più ce ne saranno, quindi un grosso movimento, un grosso recupero dei vecchi progetti che da anni sono giacenti e non possono essere realizzati. Quindi partiamo dalla riqualificazione del centro. Perché? Ma in base a che cosa lei mi sta dicendo questo? Devi usare allora, il microfono. mi perdoni, mi scusi, io l'ho lasciata parlare in silenzio, la mia signora Anna vuole sapere cosa penso io, no? Il microfono. Voi li fate lei morire, ha questa opinione, e poi mi vi dirò perdoni, perché. io ne ho tutt'altra, perché lei continua a insistere che Veneto City sarà un centro commerciale. Veneto City un centro commerciale non è, ma vorrei capire in base a che cosa, perché lei mi sta ancora dimostrando ancora di più che non ha letto l'accordo di programma. Perché prima l'assessore Vescovi gliel'ha spiegato, in questo momento in quella zona si può costruire 100% commerciale, e non sarà così, perché verrà costruito al massimo il 14%, con una forbice dal 10 al 14 divisa in 4 stralci. Quindi stiamo parlando, signori, cioè, non voglio sbagliarmi, ma stiamo parlando di 50.000 metri quadri. 50.000 metri prima che non ha quadri. venduto niente, o costruisce un centro commerciale? Prima di tutto mi mette in sicurezza idraulica il territorio. Dopodiché il signor Rossi mi diceva facciamo pure i capannoni. Beh, i capannoni non danno posti di lavoro. I capannoni con muletti e quant'altro, insomma, non mi danno. Allora, voglio dire, un polo di terziario avanzato. Perdonatemi, io sono stata una buona signora gentile e non ho lasciato, io vi ho lasciato dire tutto quello che volevate, anche se non ero d'accordo. Dai, perdonatemi, sono una signora. Esatto, allora, questo assolutamente. Dopo vorrei sentire anche il parere dei consumatori e tra l'altro dei lavoratori, proprio per anche capire queste due controparti, Alberto. Sì, magari a me piacerebbe soltanto che il signore responsabile delle Brentelle mi dicesse che volume fa, quanti metri di superficie netta pavimento ha il centro delle Brentelle?
abitabile sui 25.000 metri quadrati. Quindi vi rendete conto che stiamo parlando, non so, io vado qualche volta a fare la spesa alle Brentelle perché ci lavoro lì vicino a Sermela, quando nella mia vita precedente lavoravo in Intesa San Paolo, e siamo circa sul doppio, cioè non stiamo parlando di un mostro commerciale a 10 tentacoli, cioè signori, qua sembra che stiamo parlando di 10.000 Ikea, Sindaco, calma, 50.000 metri quadri per lei è una cosa abbastanza cioè, mi perdoni, leggera. in 4 stralci di 10 più 10 anni, quindi stiamo parlando di meno delle Brentelle, cioè meno, metà, Guardi, un quarto, io avrò letto male, però guardi che in mi quanto perdoni, a misure, i numeri sono numeri, l'idea sa, è io ho chiara. lavorato in banca, i numeri parlano da soli, qui stiamo dando i numeri, allora se vogliamo che le persone si tranquillizzino, diamoli giusti. Chiedo scusa, siccome eravamo partiti proprio con questa idea, certamente è un tema caldo, interessante, e l'avevamo preso proprio perché è emblematico di quello che è il pensiero anche molto articolato su questi temi. Dicevo che noi su Veneto City faremo un programma, probabilmente faremo anche però direi di chiudere su Veneto City in senso stretto, anche perché è un tema complesso e quello che volevamo dire era anche un tantino più ampio questa sera. Abbiamo una telefonata, però mi fanno cenno. Sì. Sentiamo. Allora, sentiamo subito. Pronto, chi parla e da dove? Pronto, sono Francesco, parlo da Treviso. Assisto alla trasmissione dalla parte del consumatore. Quello che ci tengo a precisare, di cui non si parla mai, è che questi centri hanno anche una grande funzione di calmierazione dei prezzi, per l'esperienza che io ho avuto nel fare spese presso grandi ipermercati e supermercati e fare spese presso invece negozi di piccolo taglio. Si tratta di tutto, parlate di tutto fuorché di questa importante parte di questo programma. Vorrei sentire cosa ne pensate. Bene, grazie Francesco, grazie anche appunto proprio di averci stimolato su questo, che è sicuramente un tema che interessa i nostri telespettatori. Abbiamo però una pausa pubblicitaria, prima di addentrarci su questo forse è meglio che lasciamo un attimo di spazio così all'anima del commercio, che è la pubblicità poi alla fine. Al tema che interessa anche noi naturalmente. Ci rivediamo tra pochissimo comunque e riprenderemo proprio dallo stimolo che ci ha dato Francesco da Treviso. Più o meno centri commerciali, in realtà potremmo fare un'altra trasmissione, tra l'altro Alberto, sulla politica, il commercio e comunque la pianificazione territoriale, le scelte che si trovano a fare gli amministratori, perché durante appunto la pausa pubblicitaria qui iniziata, tra l'altro. Comunque un punto fermo forse lo possiamo anche fare su questo, ed è un tema che è stato toccato tra l'altro, mi pare proprio dal vice sindaco Rossi, e cioè che forse la cosa che manca è una visione generale e quindi una programmazione, diciamo così, regionale, senza voler dar contro a questa giunta o ad altre giunte, assolutamente. Però questa credo forse sia effettivamente il tema di fondo di cui peraltro si parla da tempo. Se posso dire, il grande tema dell'urbanistica e quindi di questi insediamenti dei prossimi anni è quello della rigenerazione urbana. Noi abbiamo quartieri poi in tutto il Veneto che sono cresciuti male nel corso degli anni 50, 60, anche 70, che hanno bisogno di essere ripresi e completamente trasformati. Questo tema si accompagna, e in tutta Europa si fa così. Non si costruisce più espandendo, ma semplicemente rimanendo all'interno dei centri storici, delle strutture già edificate per risparmiare il territorio. C'è un secondo aspetto che si accompagna a questo, che per fare queste operazioni ci vogliono i grandi investimenti. È un po' dappertutto, è del tutto evidente, soprattutto in un'epoca come questa, di grandi difficoltà economiche, che se un investimento si concentra da una parte, siccome non è infinito la capacità di investimenti su un'area come quella del Veneto,
finisce che altre aree rimangono dequalificate. Allora la grande saggezza, io penso, degli amministratori è quella appunto di trovare un equilibrio, perché alla rigenerazione urbana corrisponde riqualificazione dei tessuti sociali, miglioramento della coesione sociale delle nostre città. Per questo le azioni ancora col vecchio modello, un po' perché ho comprato l'area, poi magari la regione ci fa passare grandi strade, si creano le condizioni infrastrutturali per cui alla fine, se prima avevo un'area artigianale, con tutta l'organizzazione che gli ho creato attorno accidentalmente, più o meno accidentalmente, assume un altro valore. Allora, io penso che insomma, la sfida che avremo nei prossimi anni è proprio quella invece di prendere in mano la città pezzo dopo pezzo. E guardate, se guardo agli investimenti dell'ultimo anno, è da piangere. Cioè l'economia è ferma, ma è ferma in modo molto significativo, e mi domando, i primi che partono, se trovano vantaggioso ovviamente costruire in mezzo ai campi, si fa molto prima, perché è una sfida molto più semplice che non rimettere mano a una città. Vale per Padova, vale per Venezia, vale per anche i comuni più o meno grandi che ci stanno attorno. Però io penso che in questo senso dovrebbe esserci una responsabilità anche della politica regionale più in generale, non soltanto nel denunciare quello che sono i misfatti del passato, ma correggere il tiro e intervenire con saggezza per il futuro. Almeno nel presente. Allora andiamo dai consumatori a questo punto. Infatti Roberto Nardo, presidente di Consum di Padova, ma la domanda che ci ha anche posto il nostro telespettatore: ma i consumatori che cosa vogliono? Vogliono i centri commerciali perché sono più comodi, perché d'inverno fa freddo, o vogliono il piccolo negozio, comunque il negozio del centro storico, che è anche bello esteticamente, l'abbiamo visto anche dalle immagini? Ma i consumatori che vogliono il centro commerciale è perché magari gli manca l'aria condizionata a casa quando è estate, soprattutto pensando all'estate appena trascorsa. Ma il consumatore che ha telefonato prima probabilmente quando va a fare la spesa al centro commerciale, al supermercato, non si accorge di una cosa. Noi stiamo facendo ormai è questo il quarto anno, le rilevazioni per il Ministero delle Politiche Agricole, il cosiddetto SMS consumatori, e per quanto concerne Padova, cioè il mio territorio, non c'è la convenienza ad andare ad acquistare nel centro commerciale, perché non è vero che i supermercati, i grandi supermercati o i centri commerciali, il consumatore risparmia qualcosina. Forse risparmia in benzina? Forse risparmia in benzina perché non deve... No, risulta o in parcheggio. Sicuramente molto più conveniente magari il mercato rionale che non il centro commerciale vicino. Poi se mettiamo in conto che per raggiungere il centro commerciale di solito bisogna fare qualche chilometro e lo si fa in macchina perché i mezzi pubblici è impensabile utilizzarli con le sport e le sportine. I 4-5 giri che facciamo attorno al centro commerciale o alle vie adiacenti per trovare il parcheggio, ok? E poi il cattivo vezzo che ormai gli italiani hanno assunto anche dagli altri popoli, quello del consumismo, il carrello pieno quando magari ne serve a metà prodotto e l'altra metà poi va a finire sicuramente nel cassonetto. Ecco, magari questo forse è proprio il problema e l'astuzia anche dei centri commerciali, è quello di disseminare tutto il percorso di tante piccole cose che poi fanno lievitare la spesa alla fine. Vuole la sua parte. Poi, mi scusi, lei lavora al centro Beretelle, ma ci lavora dentro, non ci lavora fuori, non vede il traffico e le code che fa la gente per cercare di entrare nel parcheggio, o lo vede raramente. E poi un'altra questione rispetto ai centri commerciali, e noi siamo estremamente non contrari, ma addirittura preoccupati per quello che si diceva prima, cioè la cementificazione del territorio. Ora, nel nostro Veneto, che è una terra magnifica, rischiamo di farla veramente andare a fondo. Il rischio idraulico, signor Sindaco, no? Bisogna studiarlo bene, soprattutto nel vostro territorio, ma bisogna studiarlo e far sì
Il primo come posso dire, accorgimento è quello di lasciare il campo a campo e non campo di cemento. 50.000 metri quadri di asfalto, di cemento e di tetti che mollano acqua, non so dove andrà a finire. Abbiamo un bel dire facciamo le vasche di raccolta, ma le vasche di raccolta o le vasche di livellamento come le chiamano non riusciranno, io spero di sbagliare, ma non riusciranno a smaltire tutta l'acqua che potrà venire giù. Poi l'altra questione, stiamo stravolgendo il territorio, ma stiamo stravolgendo anche gli usi e i costumi dei nostri veneti. Il negozio di vicinato nel Veneto è stato per anni, per decenni, soprattutto quando c'era la difficoltà economica delle famiglie appena finita la guerra, l'asse portante dell'economia veneta, l'aiuto più concreto che le famiglie potevano avere per riuscire a sbarcare il lunario a fine mese, il famoso libretto nero con i bordi rossi. No, segna che dopo te pago quando che ciappo i schei, no? Sì, che adesso non si può più per ragioni adesso, fiscali. Se vai al centro commerciale, ragioni fiscali. Col cavolo Forse con la crisi che economica sta ritornando questo discorso, sì, sta ritornando, ma non lo fai al centro commerciale, non lo fai al supermercato, lo fai dall'unico negozio che è rimasto nel paese o nella via o nel rione, no? E si stravolgono anche tra l'altro i rapporti umani, perché quando si andava dal Casuin ci si scambiava due chiacchiere anche con gli altri consumatori che acquistavano i prodotti, le impressioni della giornata, di cosa era successo, di come sta Tizio. Adesso li vedi tutti quanti come automi nel film con il carrello che corrono impazziti tra gli scaffali. Spezziamo una lancia anche a favore delle commesse dei centri commerciali, che qualche chiacchiera ecco, una cosa migliorata, sì, è giusto, sì. La bellezza delle commesse sarà anche perché magari qualcuno un po' più in alto di noi sta cercando di convincerci che la bellezza è tutto. Ne abbiamo un esempio qua, no? Dopo tra l'altro su questo sentiremo anche Don Marco non sulla bellezza. Ecco, anche se in realtà poi c'era anche la bellezza del creato. Intanto io chiederei alla regia di farci vedere ogni tanto quella bellissima immagine a proposito di bellezza di Piazza delle Erbe, ecco, perché ci dà l'idea di che cos'è anche la città, di quanto valga la pena. Poi io intanto preparo il vice sindaco di Padova, ma prima però vorrei sentire il mondo dei lavoratori, ma lo preparo per una domanda, si prepari bene. Che tipo di aiuti può dare l'amministrazione comunale a questi piccoli negozi? Perché spesso, se pensiamo alle città, tra diciamo, zone a traffico limitato dove non si può entrare con le auto, vie che in qualche maniera si trasformano da abitazioni in servizi, eccetera, spesso il piccolo negozio, il bar, la panetteria, eccetera, è costretta a chiudere. Non mi risponda subito però. Sì, Sentiamo intanto il mondo dei lavoratori di questo. Perché l'abbiamo solo accennato alla questione anche delle aperture domenicali, su cui voglio anche sentire Don Marco, perché cambiano anche le abitudini. Adesso abbiamo appunto maggiori domeniche in cui appunto i centri commerciali e anche i negozi potranno rimanere aperti. Ci sono anche le persone che lavorano anche all'interno dei centri commerciali, le brentelle sono aperte fino alle 22, sappiamo che l'IKEA è aperto tutti i giorni tranne il giorno di Natale. Certo, allora bisogna fare chiarezza in questa cosa, perché abbiamo visto quanti soggetti possono intervenire. Chiariamo che la legge non ha cambiato nulla e non sono aumentate le deroghe domenicali. Per fortuna posso dire che a Padova abbiamo trovato un equilibrio, parola che secondo me serve anche nell'ottica di eventuali nuove aperture sui centri commerciali, anche se io posso dire, trovarmi d'accordo con Fernando Zilio, basta centri commerciali a Padova, in quanto oggi come oggi i numeri dicono che i metri quadri rispetto ai cittadini sono comunque abbondanti. Di conseguenza bisogna capire poi il lavoratore come vive questa cosa.
Ovvio che ben vengano altri posti di lavoro, ma se sono a discapito degli altri, il ragionamento fatto poc'anzi era quello che il rapporto tra un assunto nel centro commerciale, 4 lavoratori su piccole realtà commerciali restano a casa, quindi vuol dire che queste cose non hanno i conteggi matematici che aprire di più significa creare più occupazione. Di conseguenza però bisogna capire che, ripeto, l'equilibrio è la parola fondamentale su questa cosa. A Padova l'abbiamo trovato, tanto è vero che anche la settimana prossima ci troveremo con il Comune e con l'associazione di categoria per discutere le aperture in deroga per l'anno 2012. Volevo ricordare sempre nella precisione che a livello regionale si sta tentando in qualche maniera di imporre una legge per aumentare le aperture domenicali. Noi siamo contrari, abbiamo fatto un comunicato assieme a Confcommercio e assieme a Confesercenti dove diciamo ascoltateci, perché noi siamo tra virgolette gli interlocutori. Nazionale, comunque poi con la legge regionale sono 12 le domeniche in più, sì, in cui erano anche prima 12. Erano anche prima 12, no, ma sono più 12 adesso, no? Sono così? No. Mi pare non l'anno diventano prossimo. niente. Allora, facciamo chiarezza. L'ultima manovra aveva tentato di aumentare le domeniche, poi non hanno cambiato nulla, quindi le domeniche restano per legge 12, cioè le domeniche della Bersani. Poi ci sono le deroghe domenicali che abbiamo condiviso con il Comune e con l'associazione di categoria, che portano a 21, mi sembra, le aperture in tutto l'anno. Posso anche dire che Padova è il Comune che apre meno di tutti rispetto al territorio veneto. Questo è per fare precisione. Voi stavi dicendo che siete assolutamente contrari perché? Siamo contrari perché non crea maggiore occupazione? Assolutamente no, c'è una spalmatura di un aspetto sociale che ci stiamo dicendo tutti, momento di crisi, la spesa media del carrello è scesa, dal 2005 i consumi sono praticamente fermi, quindi sarà semplicemente una spalmatura dell'incasso su 6 giorni spalmato su 7 e quindi non porterà più ricchezza a nessuno. E di conseguenza, oltretutto, dobbiamo metterci anche nei panni dei lavoratori che l'80% degli occupati del commercio è donna e quindi vuol dire famiglia, vuol dire bambini e quindi vuol dire andare a minare tutti quegli aspetti sociali naturalmente che oggi come valori siamo un po' scarsini e quindi bisognerebbe in qualche maniera anche incentivare o comunque non si parla più di aperture domenicali, ma come gestire, come liberare rispetto alle novità del mercato che stanno arrivando, queste nuove tipologie contrattuali che ci fanno lavorare la domenica come orario normale. E quindi bisognerà ragionare come si può liberare certa gente che tutte le domeniche lavorano e distinguiamo anche da quello che è Ikea e quello che è centro commerciale. L'Ikea è aperto 24 ore per fortuna no. 300, cioè tutte le domeniche perché comunque è considerato un centro immobiliare, cose che non possono fare i centri commerciali, sia chiaro. Sono stato... Assolutamente. Tra l'altro Alberto, proprio Marco Bodon dava anche dei numeri. Io, se non sbaglio, voglio chiedere anche appunto a conferma a Paolo Zabeo uno studio proprio del centro studi della CGIA di Mestre sui dati Findomestic parla in Italia di la superficie di vendita degli ipermercati per ogni 1000 abitanti è cresciuta in questi anni del 22%. Non so se siano dati corretti questi. Crescite esponenziali quelle che ci sono state, anche se va detto che il Veneto insomma, è una situazione non migliore rispetto a altre realtà, perché ad esempio se conteggiamo il numero di metri quadri di superficie per abitanti, il Veneto è al 7° posto insomma, a livello nazionale, abbiamo Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, cioè anche piccole realtà che hanno una concentrazione più elevata, però se teniamo conto che si prospettano 6, 7, 8 grandi megaprogetti che andranno ad insistere sulla nostra regione, praticamente questo squilibrio rischia di rompersi, anzi di rafforzarsi a favore dei grandi centri commerciali. E io voglio ribadire quanto si diceva prima, sostanzialmente è vero che la grande distribuzione, il grande centro crea dei grossi problemi al piccolo negozio. E indubbiamente questo è vero, però oggi noi scontiamo il fatto di una crisi economica molto forte e del fatto praticamente che la capacità di spesa delle famiglie si è molto ridotta, siamo in una fase di stagnazione e che in una situazione di crisi risente di più il piccolo negoziante che ha dei costi di gestione rapportati alla sua attività molto più alti rispetto a una grande area commerciale, un grande centro di distribuzione
E poi voglio anche dire una cosa agli amministratori: attenzione, siamo tutti a favore, siamo tutti per la piccola negozio, e poi vai a vedere negli ultimi anni e registri un aumento boom delle tasse locali, dall'asporto delle scoasse, tanto per capirci, ai plateatici, piuttosto che vedi perché poi si fa cassa anche così sostanzialmente. E quindi c'è sempre il rischio, si gioca sempre sull'equivoco, abbiamo difficoltà, quindi spremiamo sostanzialmente chi è. Quindi attenzione, poi ci vuole anche un po' di attenzione per questi, perché poi quando si chiudono le città, ovvero si fanno le ZTL, si mettono le telecamere, è chiaro che chi si trova all'interno praticamente delle mura, che è soffre tremendamente, non si fanno i parcheggi, se ci sono inaccessibili, è chiaro che tutta questa situazione crea, diciamo così, delle difficoltà al piccolo negoziante, che ha chiaramente una funzione sociale diversa rispetto alla grande distribuzione. Tra l'altro, con un aspetto da non trascurare, noi siamo una società che sta invecchiando paurosamente, e gli anziani, le persone anziane, non è che possono prendersi la macchina e fare 6, 7, 10 km nel centro commerciale, parcheggiare, prendere il carrello, no, hanno necessità di trovare il negozio sotto casa. Se spariscono anche questi negozi, chiaramente creiamo dei grossi problemi sociali non solo economici, ma anche sociali non indifferenti. Alberto, tu mi posto una domanda, Ivo Rossi, se non sbaglio, ma c'è anche Roberto Nardo che vuole intervenire, c'era anche l'assessore del comune. Rispetto proprio a quello che diceva Zabera adesso degli anziani, visto che abbiamo qua Ivo Rossi, io l'ho chiesto diverse volte ma non ho mai avuto risposte, forse non è il compito del comune, però io penso per esempio al negozio di vicinato di quartiere, no? Con il quale magari il comune, le associazioni imprenditoriali, le associazioni dei consumatori, i sindacati fanno l'accordo perché magari quello si impegna a portare a casa la spesa della signora Maria che per 15 giorni è a letto. Perché non gli riduciamo un po' di tassa dei rifiuti che tra l'altro è altissima? Sarebbe un incentivo, io credo. Questa è una buona idea. Allora facciamo queste due risposte che poi sono, queste due domande che poi sono anche abbastanza simili, Ivo Rossi. Allora, voglio solo dire intanto che l'asporto rifiuti si paga in base al costo che l'azienda sostiene per fare l'asporto, trattarlo e quindi smaltirlo. Quindi non c'è una corrispondenza, il comune di Padova non mette una lira di guadagno dall'attività dell'azienda. Lo dico perché credo che anche Padova abbia la TIA, si dovrebbe pagare in funzione del prodotto, del rifiuto che io produco. In realtà non è così in tutta Italia, non a Padova, non esiste, ormai praticamente non è una tariffa, è sempre un'imposta, tu paghi, stop. In ogni caso quello che conta è che non c'è un utile che ne ricava, corrisponde esattamente al costo che l'azienda sostiene. E siccome questo è vero, poi potremo ragionare sui costi, e questo sarebbe un altro capitolo. Questo sarebbe anche un altro argomento che potremmo sviluppare. Lo dico perché la nostra è un'azienda quotata in borsa, quindi ha l'obbligo della certificazione dei bilanci, ha l'obbligo anche di produrre eventualmente dividendi, poi è una grande società, quindi io mi sento abbastanza rassicurato. Dopodiché, se riusciamo ad abbattere i costi è un vantaggio anche per l'amministrazione comunale, perché non ha mai qual è l'interesse a vessare i cittadini, nessuno ovviamente. Quindi è difficile trovare non abbiamo gli strumenti per poter fare sconti in base a valutazioni tipo quello che gli porta a casa la spesa. Bisogna trovare un'organizzazione, io penso che in futuro crescerà anche perché ci saranno esigenze diverse, ma però sono affidate eventualmente, se stiamo sul versante degli anziani che hanno problemi talvolta anche di deambulazione, visto anche l'invecchiamento della popolazione, probabilmente dovremo intervenire più sul piano degli interventi sociali. Ma vorrei tornare sulla questione che lei mi aveva posto prima, quello dei negozi all'interno dei centri storici e delle difficoltà. Guardate, tanto
è aumentata molto la cultura della città nel corso degli ultimi 20-30 anni. Se pensiamo, e magari se rimandiamo le immagini, qui sotto era uno sterminio di auto, un traffico pazzesco al Cantone del Gallo, era uno degli incroci più trafficati della città, adesso non ce lo ricordiamo più. Ecco, adesso ci sono i colombi che qualche esatto. fastidio lo danno. Non ce lo ricordiamo più perché per fortuna è, come dire, entrato in un'altra dimensione, ed era una città sostanzialmente invivibile, e che quella era la condizione a cui ci eravamo abituati. Il miglioramento attraverso la pedonalizzazione nelle zone a traffico limitato ha prodotto anche una riqualificazione delle attività commerciali, tanto è vero che c'è una gradevolezza, che è insomma, la competizione che si fa con i grandi centri commerciali, la gradevolezza del luogo, che non è data soltanto dalla presenza dei centri, ma è data dalla presenza della storia. La Abbiamo qualità visto, urbana, c'era una bella immagine prima di un ragazzo, un giovane, ce l'ha fatta vedere la regia, ecco, è ancora lì in fondo, che girava in bicicletta e si è fermato a bere alla fontana appunto, della piazza. Ecco, questa è un'immagine anche simpatica. Infatti siamo nei luoghi dell'identità di una comunità, e quindi voglio dire sono valori che si aggiungono alla mera attività commerciale, quindi io penso che il commercio ne abbia tratto dei benefici. Però per fare queste operazioni, che non avvengono sempre in modo automatico, abbiamo bisogno di costruire anche tutta una serie articolata di altre iniziative. E lei ha detto mancano i parcheggi, è stato un tema a lungo dibattuto, oggetto di grandi, come dire, anche di scontri con le associazioni dei commercianti. Ma la città di Padova ha realizzato importanti strutture di sosta nel corso degli ultimi anni. Ne abbiamo aperta una qualche mese fa, a 2 passi dal centro, 800 posti auto. Tanto è vero che adesso mi piacerebbe che fosse tutta piena, e invece purtroppo non è piena. Cosa significa questo? Che probabilmente in questo periodo poi in particolare, perché vedo anch'io a malincuore con grande dispiacere la chiusura di alcune attività, perché significa che delle persone hanno rinunciato, hanno perso il lavoro, generalmente sono famiglie. Ma non solo, ci sono anche delle vie che si impoveriscono, penso per esempio a una città come Padova, via Tadi, la stessa via San Francesco. Non c'è ombra di dubbio, che vede morire delle attività, vede morire una strada. Tenete presente però, lo dico anche, Padova ha il doppio delle attività commerciali di botteghe di Verona, tanto per dare una dimensione anche, l'importanza e anche della preoccupazione quando si aprono grandi strutture di vendita. Ci sono problemi concomitanti, la crisi economica, come diceva anche Zabeo prima, minore disponibilità delle famiglie nella spesa, e l'altro aspetto, quello sì, e non abbiamo grandi strumenti per intervenire, che è quello della rendita di posizione di chi affitta i negozi. E se vi dico gli affitti che almeno mi raccontano si pagano in centro storico, sono affitti per cui uno deve i primi 15 giorni del mese deve buttarli via soltanto per pagare l'affitto, dopodiché paga la commessa, certo, e dopo riesce forse a mettere via qualcosa. Ci dobbiamo fermare, abbiamo un'altra brevissima pausa prima dell'ultima parte che vorremmo magari orientare proprio soprattutto sulla qualità di vita che tutto questo comporta, sentendo magari anche che cosa succede, chi è l'acquirente del centro commerciale, chi è l'acquirente del negozio tradizionale, e che cosa da dire. Il Vescovo di Padova, per esempio, ha parlato in maniera molto forte, con interventi molto vibrati sul tema delle aperture domenicali, di questo modo di intendere anche il tempo libero. A tra poco. Ultima parte di Fatti Nostri in piazza dalla Sala Paladina del Comune di Padova. Ringraziamo intanto anche tutte le persone che ci hanno mandato gli sms, potete ancora mandarli in questa ultima parte, anche i nostri radioascoltatori o le persone che ci stanno ascoltando in streaming. Moltissime le cose da dire. Prima di fare una riflessione su come effettivamente sono cambiati e stanno cambiando anche i nostri stili di vita in relazione al piccolo e al grande commercio, volevo sentire il nostro assessore di Dolo e poi anche Fernando Zilio, perché volevano fare alcune precisazioni.
Io volevo fare un piccolo distinguo sulle domeniche aperte nei centri storici. Indubbiamente c'è un'esigenza anche turistica a volte di riempire le città, perché una città come Padova, che la domenica, per tutto quello che può offrire dal punto di vista artistico e monumentale, poter abbinare anche dei negozi aperti, io credo che sia un'offerta ancora più completa e quindi avvicini ancora di più i cittadini al centro storico, piuttosto che vadano nei centri commerciali, vanno a farsi una bella passeggiata in centro, si godono il loro paesaggio e fanno anche acquisti. Quindi non dico tutte le domeniche, però ogni tanto credo faccia molto bene anche al centro storico avere i negozi aperti. Oltretutto, per chi paga affitti così onerosi è importante poter tenere qualche giornata in più aperti in momenti di crisi come questo per riuscire a coprire le spese. Questo è importante, quindi io passo tra l'altro proprio la parola a Fernando Zilio, perché Padova ha lanciato anche l'apertura di molti negozi alla domenica, se non sbaglio da settembre in poi. Sì, no, su questo sono perfettamente d'accordo, su quanto detto dall'assessore. Noi dobbiamo sempre di più immaginare i nostri centri storici con molti turisti, ma soprattutto anche nell'occasione che c'è la Riviera del Brenta presente, quindi con tutta la Riviera del Brenta fino a poi a Venezia, immaginare una grande area turistica dove di domenica, di sabato e nei giorni festivi si possa dare un servizio al turista che viene. Quindi su questo noi a Padova, anche con i sindacati, abbiamo trovato la quadra. Ecco, non amiamo pensare che i centri commerciali, in modo particolare gli outlet di domenica, facciano man bassa e quindi vadano a penalizzare i negozi tradizionali che poi hanno affitti altissimi. E noi su questo volevo rispondere anche a un SMS che ho visto da prima, l'ASCON faccia formazione. Volevo rassicurare a quel signore che la formazione la facciamo e alla grande. Pensate che stiamo riqualificando assieme al Comune di Padova, con la Confcommercio Nazionale, con degli architetti, tutta l'area che va da Prato della Valle al complesso museale, passando per Via del Santo, Palazzo Zabarella, Via Zabarella e Piazza Remitani. Presenteremo nei prossimi giorni un lavoro importante dove andremo abbiamo monitorato negozio per negozio, abitazione per abitazione, abbiamo coinvolto addirittura i residenti e andremo a dire ai commercianti, come qualcuno diceva prima, come si devono riqualificare. E abbiamo da parte dei commercianti già oggi dei riscontri importanti. Quindi noi siamo molto attenti a questa cosa, l'amministrazione comunale anche, e per questo ci permettiamo di dire al sindaco, all'assessore di Dolo, che noi lanciamo un grido d'allarme, gli interessa poco il PTRC, comprendiamo, ma noi lanciamo un messaggio serio. Non possiamo immaginare che centinaia di negozi vadano distrutti, persi. Vi ricorderete le attività artigianali negli anni passati e quindi è un grido d'allarme che lanciamo. Attenzione, non possiamo permetterci di vedere centinaia di negozi chiudere, che sono oggi, avete visto le vetrine prima, una luce nelle piazze, un servizio per gli anziani, un servizio per i cittadini. Siamo preoccupati. Questo è il senso del ragionamento. Benissimo, noi abbiamo anche una persona del pubblico che voleva intervenire. Sì. Prego. Pronto? Sì, sono Venetti, io abito nella zona di Pieniga, quindi molto vicino a dove verrà questo Veneto City, questo famoso Veneto City. Quindi per quanto riguarda, volevo dire, io sono favorevole a Veneto City perché credo lo sviluppo porta ricchezza, quindi i comuni che gravitano in questa zona hanno bisogno di soldi per erogare servizi ai cittadini. Voglio provocatoriamente dire alle città di Padova e di Venezia sono ricche, se vogliono, lasciami finire, hai parlato sempre te adesso. Prego. Volevo dire, se loro vogliono dare soldi a questi centri, a questi comuni che hanno bisogno, Padova, Venezia, che dicono che non vogliono che sorgano questi centri, ben venga, ma è provocatoria questa cosa. Voglio contestare il traffico che ha detto lì l'associazione delle CGA di Mestre, è sbagliato dire 40.000, perché lo studio trasportistico che ha fatto Net Ingeniery si parla di 13-14.000 auto, quindi ecco. Quindi viene, lasciami finire.
16.000 lavoratori che andranno lì. No, non è vero. Non sei aggiornato. Questo studio della Net Engineering poi è stato verificato anche da una società dei comuni di Pianiga. No, è sbagliato. No, hai ragione. Permetti, scusa. Hai ragione tu. Sono studi così matematici. 10.000 persone vengono in bicicletta. Può essere valida la tua tesi come la mia. Va bene, questa è una questione di numeri, poi possiamo andare oltre. Anche perché è previsione. No, lo sostiene Endrizzica, il progettista, sai, non è che lo sostengo io. Per semplificare, per essere più, mi aiuto di un intervento che ho scritto su un giornale qui, sono a Venezia, dico che Veneto City è un'opportunità per i comuni interessati, come ho detto prima. I comuni hanno bisogno di soldi per erogare servizi e lo sviluppo crea ricchezza. Veneto City crea sviluppo sostenibile con 7.000 posti di lavoro, 50 milioni di euro a oneri di urbanizzazione, come ha detto il sindaco, il 20% va a Pianiga, che è il mio comune, qualcosa. E l'ICI tutti gli anni. Inoltre Veneto City si prenderà carico della... Stai zitto un attimo. Si prenderà carico della viabilità del territorio e della messa in sicurezza idraulica della zona che ogni anno causa inondazioni con danni alle colture e alle abitazioni. Sa quanto costa il piano delle acque per mettere in sicurezza idraulica? 11 milioni di euro. Chi è che li ha questi soldi? Ben venga Veneto City. Con i soldi, finisco, con i soldi, questo dovete tenere in conto questo qua. Con i soldi, no cemento. Chiudiamo con i questo soldi intervento perché dobbiamo... Volevo chiudere, scusi. Volevo chiudere. Con i soldi di Veneto City le amministrazioni locali possono costruire asili nido, scuole materne, aiuti agli anziani, sostegno alla scuola pubblica, sviluppo e rivitalizzazione di centri storici. Volevo chiudere con una chiosa finale, visto che ho qui il rappresentante della diocesi, ovviamente siamo a Telechiara, io sono cattolico apostolico romano, dico sempre Santa Romana Chiesa, però io ho visto che anche nel territorio la Chiesa e i preti si sono buttati nella politica, sono sostenitori, sono contro Veneto City. Forse è meglio che escano dalle sacrestie e vengano a confrontarsi con il pubblico. Ci sono stati dei dibattiti pubblici. Ma infatti Don Marco è qui con noi apposta per questo, però direi. non si può stare nelle sacrestie, dovete uscire fuori. Don Franco, allora, la interrompo perché abbiamo una telefonata in linea. Abbiamo una telefonata, intanto se può passare il microfono. Sentiamo il telespettatore che ci ha chiamato. Prego. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Sì, volevo intervenire un attimo su tutta la discussione che Scusi se ci dice chi è, da dove parla, grazie. Io parlo da Padova, sono Bruno e sento di questi discorsi che state facendo riguardo a questi nuovi centri commerciali. Sono obiettivamente contrario perché preferisco il negozietto di fronte a casa dove la persona può andare a dialogare con il commerciante. Qui stiamo parlando di cose grandissime dove ci guadagnano poche persone che possono disporre di molti soldini e stanno distruggendo tutta la piccola economia. Ecco. Grazie del suo intervento. Ecco, che tra l'altro rappresenta anche moltissimi degli SMS che abbiamo visto passare. Allora, io prima della risposta, dopo magari Don Marco darà una risposta globale, l'abbiamo tenuto un attimino in silenzio, ma io vorrei capire, anche perché c'era uno degli SMS che vedrete passando, diceva ma se non fosse per i centri commerciali io non potrei fare la spesa perché lavoro fino a tardi, lavoro spesso anche il sabato e ho soltanto la domenica oppure qualche serata. Ecco, questo è uno dei temi, uno dei problemi a cui rispondono anche oggettivamente, dobbiamo dire che da questo punto di vista, insomma, dobbiamo riconoscere che c'è un servizio che il negozio sotto casa fa fatica magari a fare. Dopo Ferdinando Ziglio risponderà appunto a questo tipo di obiezione. Allora, io vorrei introdurre in questa manciata di minuti che ci restano finali, appunto questo tema. Chi è lei chiedeva prima chi è il cliente del centro commerciale. Chi è il cliente del centro commerciale e poi chi è il cliente del negozio tradizionale, per così dire. Sentiamo intanto chi il cliente del centro commerciale sicuramente è la massa.
che va dalla famiglia, dal giovane fino all'anziano. Posso dirvi che nei nostri pomeriggi, anche durante la settimana, la maggior parte della clientela è composta da anziani, e anziani con i nipotini, per esempio. Poi sicuramente i centri commerciali si differenziano anche per target di età. Prendiamo per esempio l'Ipercity, con l'offerta commerciale che ha, è più riferito a un target leggermente più giovane. Sicuramente la comodità del centro commerciale è maggiore rispetto alla comodità del centro storico, però sono due realtà diverse sicuramente. Io penso che l'acquisto che viene fatto all'interno del centro commerciale è per soddisfare il bisogno ordinario di tutti i giorni. C'è una tendenza un po' a trasformare i centri commerciali in una sorta di città finte. In qualche caso addirittura avevano progettato, mi pare a Trieste, era stata progettata addirittura una chiesa, una cappella dove poter celebrare la messa la domenica all'interno del centro commerciale, quasi per ricostruire la città. È una città falsa, è una città vera? Di che rapporti è fatta? Al di là di queste idee che possono essere abbastanza sporadiche, credo, perché non ho mai sentito nessun altro centro commerciale che si rispetti, io vi posso portare dei dati relativi alla nostra ricerca di mercato fatta l'anno scorso, finale dell'anno scorso. I dati più importanti, più interessanti sono che, allora, innanzitutto la ricerca di mercato è stata fatta su un totale di 6.000 persone, 3.000 persone nel bacino d'utenza primario, quindi raggiungibile tra i 5 e i 10 minuti di macchina, l'altra metà tra i 10 e i 20 minuti di macchina. Ne è nato che Brentelle nel comprensorio è il centro commerciale più amato, quindi conoscenza non faccia troppa pubblicità, no, però, se no pensano che l'abbia... Poi che cosa è scaturito dagli intervistati? Che si apprezza il fatto che un centro commerciale, nel mio caso Brentelle, ci tengo a dirlo, è pulito, è sicuro, ma la cosa che mi ha sorpreso è che il nostro pubblico ha nominato come aggettivo maggiormente il fatto che Brentelle è moderno. Io vengo da un'esperienza di 15 anni vissuti all'estero tra Inghilterra e Germania, quindi vedo, anzi ho visto nel 1997 Ikea in Germania, aperto la domenica. Nel 2004 credo sia stato aperto qui con un po' di ritardo rispetto all'estero. In Inghilterra, a Londra, ho visto grandi catene come Sainsbury, come Tesco, che sicuramente mettevano a disposizione dei cittadini le grandi superfici, grandi ipermercati, ma fuori dalle metropolitane c'era anche il corner di pochi metri quadrati per chi magari aveva solo bisogno del latte, solo bisogno delle uova per la colazione. Quindi teniamo presente quali sono effettivamente le richieste dei consumatori. Certo, quindi queste sono le richieste. Sia Zilio che Bodon, che forse sul moderno si sono un attimo scaldati entrambi. No, vorrei solo concludere dicendo che bisogna comunque rimanere al passo con i tempi. Sentiamo che cosa hanno da dire, li ho visti tutti e due salire. Intanto la voce, lo ricordiamo per chi ci segue alla radio, è quella di Marco Bodon, segretario della FISASCAT CISL, prego. Bisogna ricordare una cosa, perché se noi non siamo per la chiusura dei centri commerciali, diciamo basta centri commerciali, sono sufficienti quelli che ci sono, prima cosa. Poi bisogna anche capire però, andiamo a chiedere una commessa, lavorare la domenica o una cassiera che cosa significa oppure no. I consumatori, chiaro, loro possono decidere, possono scegliere, ma le commesse che prima non lavoravano... Ci sarebbe piaciuto che potesse portare tra il nostro pubblico un po' di commesse, magari la prossima volta che ne riparliamo. Volevo precisare anche che in Germania e in Francia la domenica non si lavora, quindi anche questa è la differenza. Comunque grandi centri commerciali, grandi complessi diciamo importanti, però hanno deciso che la domenica si resta a casa, e mi collego credo sicuramente a quello che potrà dire Don Marco, con la famiglia, con i valori familiari cristiani, e credo sia importante di questi tempi. No, io volevo dire due cose. Innanzitutto che la legge regionale sul commercio è da rifare, quindi l'assessore Coppola ci ha dato la parola che quella legge la scriveremo insieme
con le categorie economiche, con i sindacati, con Federdistribuzione che è all'interno nostro e quant'altro. Quindi oggi non ci sono metri a disposizione per nuove strutture. Quindi su questo spero che siamo tutti d'accordo. Quindi chi deve investire oggi deve, nonostante riesce ad andare in regione scavalcando alcune, anche la legge stessa regionale inventandosi che aprendo una struttura di mobili poi in qualche modo si può allargare, quindi i tentativi ci sono tutti, noi guardate su questo stiamo molto attenti, stiamo lavorando perché questo non avvenga. I centri commerciali che parlavamo un attimo fa, tipo il Brentelle, l'Ipersi, sono ormai diventati un centro commerciale di quartiere. Certo. Hanno negli anni passati creato un disastro dal punto di vista del casolino, voglio dire, no, qui sono spariti tutti perché la parte primaria per quei centri commerciali è da far alimentare. Quindi i prezzi sono migliori, indubbiamente, perché sono studiati e gli acquisti sono fatti in un certo modo e hanno letteralmente buttato fuori il negozio tradizionale. Quello ha dovuto specializzarsi e sono rimasti pochi sostanzialmente. Per il resto è un centro commerciale di quartiere, quindi va considerato in questo modo. E quindi noi difendiamo oggi l'esistente. Quindi combattiamo a favore di questo, perché questo ha prodotto comunque oggi posti di lavoro, ha prodotto un interesse generale per i consumatori. La questione diversa sono gli outlet. Gli outlet sono dei paesi che imitano un territorio, quindi anche i monumenti del territorio, vengono costruiti con l'immagine della zona, quindi se andiamo a San Donà vediamo che c'è il campanile di San Marco con una serie di strutture, oppure a Firenze dove si imita l'Arno con il Ponte Vecchio. Questi sono centri, questi sono il vero pericolo per i centri storici. Ma io dico, dobbiamo andare a comprare in un centro commerciale che imita il centro storico, quando abbiamo il centro storico già che è formato da centinaia di negozi e che danno un prodotto di qualità e un servizio di alta qualità. Quindi qua la politica ci deve porre la domanda e soprattutto, finisco dicendo, la politica regionale, perché io devo dire che gli amministratori, a parte voglio dire gli amministratori dei paesi periferici che sono stati un po' affamati, diciamo così, no? Quindi cercano in qualche modo delle entrate. Le grandi città ci stanno ponendo sto problema e vediamo la stessa Verona che anche lei si sta ponendo questo problema, lo sta facendo Treviso in qualche modo, un po' meno Venezia, ma perché ha alcune aree da riqualificare, pensiamo a Marghera e a Tessera City. Ma attenzione, noi abbiamo la zona industriale di Padova e ha detto bene l'assessore prima, vice sindaco, perché hanno spinte fortissime per riqualificare quell'area, che di fatto in qualche modo si sta trasformando comunque, perché ci sono delle aree completamente cinesi ormai, perché l'industria, e qua dovremo fare un'analisi, ma vedremo in un'altra puntata, l'industria si è delocalizzata e sta trasformando i suoi capannoni in capannoni commerciali, non con le autorizzazioni, andando in deroga a tutto perché si infila tra le pieghe delle leggi. Fanno i grossisti di fatto che non hanno bisogno di nessuna licenza e vendono al dettaglio. Grazie Fernando Ziglio e adesso Don Marco Carval, scusaci, delegato per la pastorale lasciato... sociale del lavoro della diocesi di Padova, che è stato chiamato in causa diverse volte, compreso il discorso di Veneto City. Sì, che considerazioni possiamo fare? Non volevo, a dire la verità, dir nulla su Veneto City, ma siccome l'amico mi ha proprio tirato in ballo drasticamente, ecco, io solo segnalo questo, cioè credo che sia una ricchezza per un territorio come la zona di Dolo, che appartiene alla diocesi di Padova, è noto questo, che anche le comunità cristiane e le parrocchie abbiano fatto una loro riflessione, che poi è stata anche un po' divulgata anche attraverso un evento pubblico, quindi non è vero che non ci si confronta anche con il pubblico, e sulla difesa del popolo qualche numero fa. Se uno prende in mano quel documento, nel quale bisogna dire ma sono mancate qualche interlocuzioni, nel senso che si era cercato anche nel analizzare, ponendo delle questioni, delle domande anche molto, non dico neutrali, ma comunque ponevano delle questioni
molto semplici, anche di buon senso, delle attenzioni, delle criticità, sul piano evidentemente non politico, ma etico, di qualità della vita, di qualità dello sviluppo. In realtà non con tutti si è potuto interloquire, perché non tutti hanno accettato di interloquire con la realtà delle comunità cristiane, forse meritavano di essere ascoltate e anche considerate. Però ecco, invito così a riprendere in mano questo documento, che mi pare anche, che, ripeto, pone delle domande anche a beneficio di chi deve prendere le decisioni, perché è chiaro che un amministratore locale, che tra l'altro eredita decisioni di un'amministrazione precedente, poi ha dei problemi molto concreti che deve risolvere, quindi la difficoltà di farlo è molto forte, però lì ci sono anche degli spunti interessanti. Credo che però, forse l'invito anche che è arrivato un po' a me, alla diocesi, è anche molto sul tema delle aperture domenicali. È chiaro che... Sugli stili di vita, le aperture domenicali, i consumatori, allora, le scelte. Esatto, cioè intanto è chiaro che dal punto di vista... La posizione della diocesi e del vescovo di Padova, la nostra posizione è sempre molto chiara su questo, cioè è un richiamo forte a alcuni valori, alcuni punti fermi che appaiono in effetti essere in controcorrente rispetto un po' a un trend. Ecco, la domanda è... Magari quali sono questi punti? Perché prima c'era questa sorta di accusa, ma i preti non dovrebbero fare politica, no? E sembra che quando... qui bisognerebbe fare una puntata su cosa vuol dire far politica. Abbiamo solo gli ultimi 4 minuti, quindi chiedo un po' a tutti. Se far politica significa occuparsi del bene delle persone, dei valori, della vita, ecco, credo che i preti abbiano tutto il diritto di far politica. Se invece vuol dire che i preti dall'altare devono dire chi si deve votare, questo forse è più discutibile. Sono due cose molto diverse. La politica è qualcosa di ampio, ecco, è la vita della gente. Quello che dovrebbe essere la politica, esatto, sarebbe il è la vita della pubblico, città, certo. ecco, di cui la Chiesa non può non interessarsi evidentemente. No, la questione delle aperture domenicali tocca dei punti. Allora, a me viene da porla in questi termini, cioè spesso si dice, ecco, lo diceva prima l'amministratore del responsabile del centro Brentelle, bisogna stare al passo coi tempi. Allora, la domanda provocatoria è, ma bisogna sempre e comunque stare al passo coi tempi? Cioè nel senso, bisogna stare al passo coi tempi, ammesso che i tempi vadano verso un miglioramento della qualità della vita, una valorizzazione di determinati valori, di determinati anche legami sociali, di determinati punti fermi, di determinati diritti. E qui io non parlo solamente, diciamo così, del diritto che attiene all'esercizio della pratica religiosa, no? Che potrebbe essere anche un punto sul quale comunque come comunità cristiana si pone una questione anche forte. Ma volendo lasciarlo tra parentesi, anche se il vescovo di Padova non lo lascia tanto tra parentesi questo, però volendo anche lasciarlo tra parentesi, ci sono anche una serie di altre questioni. Ecco, usare come principio bisogna stare al passo coi tempi, probabilmente certe evoluzioni possono anche essere ripensate in funzione di una migliore qualità della vita. Allora noi siamo anche realisti, non è che pensiamo che non c'è niente di assoluto, però che ci sia una voce forte che richiama il fatto che le persone, che la vita umana non deve necessariamente aggregarsi attorno allo scambio di merci, cioè alla compravendita di merci, ma possa aggregarsi anche a qualcosa che è totalmente gratuito, che uno possa avere il gusto di passeggiare per una città anche se in quel momento non può fare un acquisto, cioè credo che sia generoso nei confronti della natura umana. Ecco, e su credo questo che chiamiamo in causa anche le amministrazioni sia importante. che possono aiutare noi dobbiamo dire a creare effettivamente occasioni. è vero che noi a volte anche pubblicamente magari sembrava che bacchettassimo un po' il comune di Padova, no? Però è anche vero, bisogna riconoscere che il comune di Padova è anche uno dei comuni che tiene sempre più botta su questa cosa qui, no? Forse perché riconosce anche che questo complesso di valori, di relazioni che ci stanno dietro anche all'affermare un giorno libero, diciamo così, dal lavoro, dal commercio, dallo scambio di beni materiali, ecco, è un valore importante. E poi forse anche un altro elemento, sarebbe bello confrontarsi su questa questione se effettivamente le aperture domenicali servono o non servono, sono utili o non sono utili, anche con dei dati veri, reali, cioè effettivamente c'è un beneficio economico per chi apre la domenica o no? Ecco, questa io non lo so, io ho visto delle cose girare, non le posso dire pubblicamente. Certo, anche perché poi diciamo che probabilmente... Ma è è la stessa logica, tra l'altro, torno a Veneto City, cioè
secondo me è una domanda preziosa anche per gli amministratori locali, ma perché il lavoro che si crea a Veneto City è un lavoro che si crea dal nuovo o è un lavoro che semplicemente si sposta da una parte all'altra? Perché si può dire che ci sono tanti... Sì. Ecco, ma ripeto, Allora, non è una dire certo, non bisogna indubbiamente. fare Veneto City, però le domande vanno fatte in maniera acuta e profonda e vera, perché sennò giriamo intorno. Don Marco ci ha posto una domanda che magari contiamo di riproporre e di rispondere se il sindaco di Dolo ci ospita, ammesso che da Dolo riusciamo così ad arrivare col nostro segnale. E magari faremo una verifica. diversi approfondimenti. Ecco, tutto se ci questo, ospita abbiamo magari sfiorato parleremo tante in maniera cose, anche più specifica meritano di essere approfondite. di questo, meritano. ecco, di Anche questo perché lancio progetto e anche di una come cambia il provocazione. territorio. Come facciamo a dire che chiudono centinaia di negozi se di fatto non posso farla replicare, purtroppo mi dispiace Purtroppo non con possiamo tutti, fare replicare perché vedo tutti. che tutti avrebbero qualcosa da aggiungere. Siamo in conclusione, dobbiamo salutarci e darci appuntamento a venerdì prossimo. Ce lo diamo al Centro Civico di Mestre, il Centro Civico di Via Sernaglia, per parlare e per porre questa domanda. Gli immigrati sono stranieri o concittadini e a quali condizioni? Sono una cosa e possono diventare l'altra? Questa è la domanda della prossima puntata di Fatti Nostri la Piazza. Grazie a tutti, grazie anche ai nostri telespettatori, radioascoltatori, a tutte le persone che hanno chiamato, hanno scritto gli SMS, a tutti i nostri ospiti e le persone che hanno partecipato a questa serata. Noi ci fermiamo qui, grazie di tutto davvero, buona serata a tutti, a venerdì prossimo.